faccia ecco il professor Pini. Coroniamo il professor Pini, titolare a Mollarince e deve spiegare. Ecco, come si chiama? Come si chiama? Pitone. Pitone si chiama. Alfio. Ah no, un nome. Boh. Ciao Alfio, Alfio. Ragazzi, bambini. Come si chiama? Cleopatra, è una femminuccia. Il professore lo vedo visibilmente in imbarazzo. Oh, è un po' pesantino. Facciamo una chiusura col pitone, dai, poi dopo riprendiamo. Okay. Bambini, ragazzi, mamme e babbi, giusto? Venite a trovare il pitone? Cleopatra! E tanti altri animali. C'è il professor Pini che vi aspetta qui. Sperate il professor Pini. Venite al circo. Ok. Bello, è bello pesante. Non l'ho trovato. Or sen va per un secreto calle, tra il muro della terra di martiri, lo maestro mio ed io alle spalle. O virtù somma, che per gli empi giri mi volvi, cominciai. Come a te piace, parlami e soddisfami i desiri. La gente che per li sepolcri giace potrebbesi veder, già son levati tutti i sepolcri e nessun guardia face. E quelli a me. Non trovo il segno, aspetta. Piangendo disse: ma te cazzo Augusto non da cattivo. Mio figlio. Piangendo disse per questo. ecco. Piangendo disse: se per questo cieco cercare vai, per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? E perché non è teco? Ed io a lui: da me stesso non vegno, colui qu'attende là per cui si mena, forse qui guido, forse vostro ebbe a disdegno. Le sue parole, il modo e la pena che avea di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come dicesti? Egli ebbe, non vivelli ancora? Non fier gli occhi suoi la dolce lume. Quando s'accorse che alcuna dimora io facea dinanzi alla risposta, su Pin ricade e più non parve fora. Su Pin ricade. Boom. E venne fora Tamara. Bene. Ma quell'altro magnanime a cui posta resta come era, non mutò d'aspetto e ne mosse il collo, ne spiegò sua costa. Se continuando al primo detto, s'egli alquand'arte disse male oppressa, ciò mi tormenta più che a questo letto. A questo letto? Ascolta, Andrea, fa una cosa. Arrivederci. Mi scusi? Perdoni. Mi scusi, che ne pensa del digitale terrestre? La verità, le piace, non le piace, ha problemi? No, non ho problemi, mi piace, l'ho capito. Si trova benissimo? Mi trovo benissimo. E i canali li trova subito al volo? I canali li trovo subito, qualche volta c'è un'assenza di segnale o un segnale lieve per cui ci sono delle interruzioni, ma tutto sommato va bene. Quindi il digitale terrestre funziona, va bene? Sì, va bene. Ok, no, per dare, c'ho un amico Chiaritano purtroppo, che cosa vuole che le dica? Se lo porta via per favore, grazie. Com'è che si chiama lei? Giuseppe. Stia lì un attimino Giuseppe. Oh, Antonio, sì. Signor Giuseppe, signor Giuseppe gliela faccio salire, ti porta... non lo so, dove sta andando signor Giuseppe? A casa.
Ah, sta andando a casa, non so dov'è. Siccome tu sei di Cagliari e lui comunque di Sassari, siedi pure tranquillamente, gli vieni di passaggio, vai tranquillo, così ti spiega due cose sul digitale terrestre perché lui si trova bene. Ma signor Giuseppe, lei è tranquillo, non è Si che trova abbia- bene, vai tranquillo. Arrivederci Giuseppe, arrivederci, riprendilo pure. No perché lui è convinto che comunque il digitale terrestre va bene, cioè, spiegagli due cose così È almeno. piuttosto corpulento, io avrei Non un ti po' di preoccupare, paura. ciao. Me lo porti a Cagliari, ci rivediamo, arrivederci Giuseppe, arrivederci.